Nel pomeriggio il sopralluogo a Rocca Pietra del vice premier Di Maio e del ministro Fraccaro. Subito la stima dei danni e i soldi per le popolazioni in manovra di bilancio, dice Di Maio. Le scadenze degli imprenditori saranno rinviate e promette a Natale però le vacanze qui. Intanto nel Bellunese, ma anche nella fascia pedemontana del Veneto, permane uno stato di attenzione per le frane, allerta rossa per il Tessina, chiesta al pago. Val di Zoldo intanto si spala ancora per il fango, per l'esondazione del Rio Vido, case devastate, danni materiali e anche ricordi di una vita spazzati via dal maltempo. Avevano tentato 2 volte il colpo messo a segno poi il 3 gennaio a Palazzo Ducali, dettagli dell'indagine che ha portato a sgominare la banda del colpo da record illustrate oggi dalle forze dell'ordine. Trentenne tunisino radicalizzatosi in carcere a Vicenza, espulso dall'Italia, aveva confidato di voler mettere in atto un attentato a Roma. Nella sede regionale di Forza Italia ha presentato oggi il nuovo coordinatore veneto, polemiche infuocate intanto di Renato Brunetta contro il governo ma anche contro l'assessore regionale Donazzani. Domani l'ANA decide l'assegnazione dell'adunata nazionale degli Alpini 2020 in Lizza, Verona, Rimini e Torino. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati, l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque, l'avete sentito e visto dai titoli nel pomeriggio di oggi. Apriamo ovviamente con la montagna devastata di questi giorni, di queste ormai settimane. Nel pomeriggio, dicevamo, c'è stato l'atteso sopralluogo nella zona di Rocca Pietre del vice premier Luigi Di Maio assieme al ministro dei rapporti col Parlamento Riccardo Fraccaro, accompagnati come vediamo nelle immagini dal sindaco di Rocca Pietre e dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. E dunque questo era il atteso oggi, appunto, il sopralluogo per fare un punto della situazione anche nel luogo simbolo del dramma della montagna bellunese. Tante le cose che ha detto Di Maio e fra pochissimo le sentiremo. Ha parlato dei soldi, ha parlato degli alberi da rimuovere, ha parlato anche di una montagna che deve rivivere e per questo ha promesso, e lo sentirete adesso, che farà le vacanze, sarà proprio a Natale nella zona di Rocca Pietra. Allora sentiamo le parole del vice premier Di Maio raccolte per noi da Lucio Zanato. 2 cose sicuramente le facciamo subito: la stima dei danni e gli stanziamenti di tutti i soldi che servono nella legge di bilancio, quindi non si aspetteranno mesi, la legge di bilancio è in discussione in Parlamento e mettiamo dentro i soldi. 2. I ristori agli imprenditori e alle imprese che hanno subito danni saranno diretti e non con credito d'imposta, significa che erogheremo i fondi man mano che avranno stimato i danni. E terzo, è chiaro ed evidente che ancor più della passata stagione si deve tornare qui nella stagione turistica, si deve venire qui in massa e ci verrò anche io nel periodo natalizio. Verrò come turista, albergherò in uno di questi splendidi alberghi, in questa splendida zona, perché la vera forza adesso è ripartire con la stagione turistica e dare il massimo supporto alle imprese. Sicuramente tutte le scadenze che sono legate poi all'impossibilità di poter stimare i danni, di poter fare tutte le azioni che servono, saranno rinviate. Noi siamo a totale disposizione. Questo vale anche per l'Asiaghese e per le altre zone colpite da questo maltempo. È chiaro ed evidente, questo comune dove siamo in questo momento è il simbolo, ma in realtà sono tante le zone colpite. E anche sul tema del legno e della rimozione degli alberi caduti c'è stato un tavolo in prefettura stamattina, la regione è immediatamente attiva. Noi come governo centrale agevoleremo tutti i processi che servono sia a favorire le imprese locali in questo processo di rimozione di tutto questo legno e sia ad aiutare le amministrazioni locali. Queste dunque le parole raccolte da Lucio Zanato con Luigi Di Maio nel sopralluogo del pomeriggio a Rocca Pietra. Intanto nel Bellunese, ma anche nella fascia pedemontana del Veneto, permane lo stato di attenzione per la possibilità di innesco di fenomeni franosi sui versanti a causa della saturazione dei terreni dovuta alle precipitazioni dei giorni scorsi. Resta pertanto, secondo la Protezione Civile regionale, l'allerta rossa per le frane del Tessina in comuni di Chiesa dal Pago, della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore e anche la frana del Rotolon nel comune di Requaro,
in provincia di Vicenza, sottoposte dunque a monitoraggio costante. Dunque un'emergenza che non termina nonostante non ci siano piogge in arrivo nei prossimi giorni, ma perché il terreno è ancora gonfio di quell'acqua che è scesa nei giorni scorsi. E in altre zone, alle altre facce della montagna, sono tante purtroppo in queste settimane, ad esempio nella Val Zoldana, nella frazione di Fusine, il Rio Vido è esondato e ha devastato le case, ha provocato danni ingenti materiali, ma ci sono anche ricordi di una vita che vengono spazzati via. Sentiamo Tiziana Bolognani e Nicola Marcato. Ecco tutto il materiale che è stato ammassato qui a lato di questa strada, materiale che era contenuto negli scantinati, nei semi interrati che sono stati letteralmente invasi da terra, fango e acqua, che nella notte di lunedì ha ostruito questo rio che normalmente è un piccolo canale che poi si mette nel torrente Mè, non aveva mai dato problemi in passato e invece questa volta ha creato dei danni ingentissimi. Guardate anche da questa parte, dalla parte di questa caseggiato che ospita un'officina, la terra ha ricoperto praticamente la quasi totalità dello spazio dell'area che era adibita a parcheggio. Sono ormai più di 10 giorni che state lavorando per portare via tutto quello che è stato rovinato dal fango. Portare fuori, non portare via, è ancora tutto qua. Però un po' alla volta andiamo avanti, dai. Ha avuto tanti danni lei? Praticamente sì, tutto quanto. Quello che c'era nel garage e nella cantina tutto da buttare. Centrale termica, turbina, spazzaneve, spaccalegne, tutto quello che c'era, tutto da buttare. Ci fa vedere fin dove è arrivata l'acqua? Ma l'acqua arrivava a livello del garage là, cioè era tutto pieno, tutto completo, neanche 10 centimetri non avanzava. E lei quella sera che cosa ha sentito? Io non... Rumore? No, rumore, eravamo qua che si lavorava, si cercava di tamponare con pannelli qualcosa, ma era tutto inutile. Qua adesso non si vede più, però hanno portato via 60 camion di materiale, cioè la casa era circondata dal materiale, era circondata. In mezzo a tutte queste cose che sono state ammassate ci sono molti ricordi, molte... Soprattutto quelli sì, perché dopo la moglie è più affettiva di me, è più legata a tutti quanti i ricordi dell'infanzia del figlio e là sono andati persi tutti, insomma sono persi dai libri di scuola, non so, le prime pantofole, i primi scarponi, la prima bicicletta, quelle sono andate tutte perse e buttate via. Ma insomma dai, ricominceremo. Ne ha parlato anche della situazione della montagna e del maltempo in Veneto oggi il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che insieme agli altri membri dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali e delle Province autonome è stato ricevuto quest'oggi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ciambetti, spiega in una nota del Consiglio del Veneto, ha colto dunque l'occasione per aggiornare il Capo dello Stato sulla situazione drammatica per il maltempo, ma anche sul percorso, e quindi è una cosa anche conseguenziale, sulla autonomia del Veneto. Fronte maltempo intanto registra in questi giorni l'abbassamento dei fiumi che avevano fatto paura una settimana fa per le esondazioni, e allora finalmente a Bassano del Grappa il Ponte degli Alpini oggi è stato riaperto. Ecco il momento che tanti bassanesi stavano aspettando. Il Ponte Vecchio viene riaperto al passaggio pedonale. Passata la paura, passata la piena, oggi è stato possibile effettuare l'ispezione. Oggi i tecnici sono scesi in fiume per verificare di poter fare i primi rilievi che sono finalizzati a che cosa? A verificare se la piena della scorsa settimana ha creato danni particolari oppure semplicemente danni, diciamo, non dico irrilevanti, ma di piccola entità. I tecnici hanno rilevato piccoli danni. La naturale decisione dell'amministrazione è stata dunque quella di togliere le transenne e riaprire il Ponte Vecchio.
Diciamo che è un po' ammaccato, mareggia, insomma, quindi i dati, quello che abbiamo visto è positivo, i dati dei monitoraggi fatti in questi giorni confermano quelli degli strumenti che in tempo reale ci danno i movimenti del ponte, quindi si è deciso di riaprire. Una decisione che fa contenti tutti, anche i residenti e commercianti di Angarano che più hanno sofferto questa situazione. In questi giorni c'è stata una situazione eccezionale e siamo stati costretti a mettere al primo posto la sicurezza per i cittadini, quindi la chiusura era un atto dovuto rispetto alle condizioni del ponte, che era tra l'altro oggetto di interventi di somma urgenza che saranno completati le prossime settimane. Confidiamo anche nei prossimi giorni di affidare l'incarico ad Inco per riprendere i lavori e completare i lavori di restauro. La grande paura dunque è passata. Non sono archiviate però le polemiche, molte delle quali sono state sterili. La chiusura del ponte si è resa necessaria per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. A Bassano evidentemente qualcuno non se ne è reso ben conto. L'allerta invece rimane e fa ancora paura la piena del Po, e allora il centro decentrato della Protezione Civile del Veneto conferma lo stato di allerta arancione nel tratto veneto dell'asta del fiume Po per il passaggio tra oggi e domenica di una ulteriore onda di piena che avrà livelli superiori ai giorni precedenti. Si prevede pertanto l'allagamento delle aree golenali non difese da argini. Dicevamo però che non pioverà nei prossimi giorni perché è in arrivo la cosiddetta estate di San Martino, un periodo di più di una settimana con temperature sopra la media, ma che porterà anche, e l'ha già portata, l'abbiamo già visto oggi, la nebbia. Allora sentiamo l'esperto meteo cosa dice. Proprio da domenica 11 novembre, festa del Santo, l'alta pressione conquisterà tutta la nostra regione, facendo iniziare un lungo periodo di almeno 8 giorni, 7-8 giorni di tempo stabile. Ma attenzione perché l'alta pressione non è sempre sinonimo di bel tempo, soprattutto in autunno e in inverno. Infatti la caratteristica principale dei prossimi giorni sarà la presenza della nebbia, che sarà talvolta anche fitta nelle ore notturne e anche al primo mattino. Ma qualora si dovesse innalzare, tenderà a creare un cielo spesso coperto, ma non pioverà e le temperature rimarranno ancora sopra la media del periodo. Infatti i valori massimi si aggireranno sui 15-16 gradi, mentre i valori notturni non scenderanno ancora sotto i 10 gradi. Tenendo presente che l'estate di San Martino, con le caratteristiche appena dette, durerà almeno per 7-8 giorni, ci aspettiamo un ritorno del freddo e quindi con temperature consone al periodo solamente dopo il 20 novembre, quando aria più fredda dalle zone orientali della Russia tenderà ad affluire sempre con maggiore intensità verso le nostre regioni. E adesso la cronaca e la ricostruzione del colpo da record del gennaio scorso alla Ducale, perché, lo abbiamo raccontato ieri, è stata sgominata, è stata bloccata la banda che aveva portato via in 5 minuti i gioielli per 2 milioni di euro. Oggi in retroscena di questi 10 intensi mesi di indagine. Avevano tentato 2 volte prima di mettere a segno il clamoroso colpo dell'anno a Palazzo Ducale lo scorso 3 gennaio, nell'ultimo giorno di apertura della mostra Tesori del Moghul e del Maharaja, dedicata alla collezione privata dello sceicco Al Thani, membro della famiglia reale del Qatar. Sono stati arrestati tra mercoledì e giovedì Trazza Gabriel Istria in esecuzione di mandati di arresto europei e grazie alla collaborazione con la polizia croata i 5 componenti della banda. 4 croati tra i 43 e i 60 anni, uno serbo bloccato alla frontiera. Hanno dimostrato una grandissima capacità criminale e uno sprezzo, come dire, anche del pericolo in cui si muovevano. Come ho detto prima, si è trattato di 3 tentativi e solamente al terzo sono riusciti a raggiungere l'obiettivo, quindi dimostrando anche una capacità di gestire un'attività di questo genere in un luogo pubblico, pieno di gente, con i sistemi di videosorveglianza notoriamente in funzione e quindi una capacità criminale rilevante che è stata sottolineata nella misura cautelare. Un'indagine condotta magistralmente con l'unione di strumenti investigativi innovativi. Sono stati messi in campo tutti gli strumenti di indagine in questa attività investigativa che inizialmente sembrava priva di elementi. Ai consueti strumenti investigativi, peraltro piuttosto complessi, ne sono stati affiancati di nuovi
come l'intelligence delle fonti aperte, l'intelligence dei social media, da cui sono stati ricavati elementi utili, e anche confronti molto sofisticati operati dalla nostra polizia scientifica sulla fisionomia e perfino sulle altezze delle persone riprese a Palazzo Ducale. Secondo gli investigatori, il 65enne croato Vinko Tomi sarebbe la mente del furto di gioielli, già ricercato in Svizzera per un furto di diamanti e per gli inquirenti legato a numerose rapine commesse in tutto il mondo. Ad incastrarli è stata in particolare una foto postata su Facebook da Tomic. Attraverso un controllo incrociato di immagini, gli investigatori hanno riconosciuto l'anello che indossava lo stesso giorno del furto. È uno degli elementi che ha consentito, attraverso l'analisi dei profili Facebook, di stabilire una possibile identificazione tra una persona ritratta a Palazzo Ducale e uno degli indagati. La banda è accusata di concorso in tentato furto e concorso in furto aggravato. I 5 indagati sono in carcere in attesa dell'estradizione. Dei gioielli rubati, nessuna traccia. Allo stato i gioielli non sono stati ritrovati, sono in corso ancora delle perquisizioni in territorio straniero. Certo, il tempo trascorso dal fatto, che ricordiamo è dei primi di gennaio 2018, non fa ben sperare, almeno allo stato, sul ritrovamento dei beni sottratti. Secondo gli inquirenti voleva realizzare un attentato terroristico a Roma, per questo un detenuto tunisino che aveva finito di scontare il suo periodo in carcere è stato immediatamente espulso da Vicenza. Ha 30 anni, è detenuto nel carcere San Pio X di Vicenza per piccoli reati e mostra evidenti segni di radicalizzazione religiosa. Un estremista islamico tunisino è stato espulso dall'Italia, lo comunica il Viminale. Il trentenne, controllato continuamente nella sua cella, avrebbe persino espresso compiacimento per l'attentato al mercatino di Natale di Berlino nel dicembre del 2016 e avrebbe anche dichiarato di voler compiere un'azione terroristica a Roma. Scarcerato ieri, è stato subito rimpatriato per Tunisi. Con questo ultimo caso salgono a 347 le espulsioni eseguite dal gennaio del 2015 a oggi, 110 soltanto nel 2018. Sempre da Vicenza, una storia che sicuramente fa riflettere sulla questione legittima difesa. Ascoltate. Incubo di un cittadino come tanti, di un commerciante di Vicenza che una maledetta mattina si ritrova dentro a un brutto sogno chiamato realtà. Una mattina che comincia male perché arriviamo, io e mio figlio apriamo la nostra attività di tabaccheria e vediamo che abbiamo il distributore distrutto, del sangue per terra e hanno sottratto delle sigarette e del denaro. Giorgio ci racconta come è iniziata quella maledetta mattina di pochi giorni fa in centro storico a Vicenza, in Piazza delle Erbe. È conosciuto dai suoi clienti per la gentilezza e la passione che mette nel suo lavoro di tabaccaio, ma questa volta deve fare i conti con quello che non si aspetta. Crede che il furto dal distributore automatico sia già il peggio che possa capitargli in quella giornata iniziata male, però si sbaglia. Apriamo la serranda e si presenta un giovane che praticamente voleva essere fatto una ricarica on shop e noi abbiamo effettuato la ricarica come un normalissimo cliente di 200 euro. Facciamo questa ricarica, questo voleva pagarci con un badge della che un badge non serve a pagare ma serve solamente per segnalare una presenza in azienda dove si lavora. Attenzione, qui Giorgio si ricorda di una truffa molto simile che gli era costata 400 euro quest'estate. È già stato scottato e non vuole più cadere in trappola. Ferma il presunto truffatore e chiama la polizia. Io l'ho bloccato chiudendo la porta e non farlo uscire. Lui ha tentato di forzare la porta per uscire e io, avendo il taser, l'ho intimato dicendogli: come tenti di uscire dalla porta ti fermo in questa maniera. Ma da quale distanza l'ha fatta questa? Da 5 metri. Da 5 metri. Gliel'ho solamente mostrato. Non ho agito su di lui con il taser. Gli ho fatto vedere solamente lo strumento dicendogli: come ti muovi rischi questo. A questo punto che cosa succede? Arriva la pattuglia? Arriva la pattuglia e entrano dentro e cominciano a chiedere un pochettino come sono andate le cose. Io gli spiego la realtà dei fatti, poi praticamente loro se lo sono portati in questura perché era privo di documenti, non si sapeva niente. E lei invece si è beccato una denuncia. E già, Giorgio viene denunciato per minacce aggravate, ma non ci sta e lancia un appello al governo.
io lancio un appello al governo di dire perché non mi posso difendere dentro la mia proprietà o dentro la mia attività quando viene uno a minacciarmi e io non posso fare niente. Per lei quindi è legittima difesa? Per me è legittima difesa. Adesso pochissimi istanti di pubblicità. Rieccoci in diretta, il telegiornale del Veneto. Ripartiamo da un tema in classe, delle parole di un bimbo padovano di 9 anni che si dice emozionato di aver incontrato il suo idolo Matteo Salvini. Fa discutere in queste ore il post del vice premier e leader della Lega che ha mostrato una pagina del compito del piccolo che si chiama Tancredi, ci fa sapere proprio Salvini. Un giorno ho incontrato la persona che ho sempre voluto incontrare, il mio idolo, davanti a me c'era Salvini, ha scritto il bambino, un uomo saggio, simpatico e gentile. Salvini ha poi scritto in un post Twitter: cosa può darmi più forza ed energia di questo? Grazie Tancredi, l'emozione me l'hai regalata tu. Queste le frasi del tema e non sono mancate nemmeno ironie e attacchi sui social all'indirizzo proprio di Salvini per aver postato questo tema del bimbo di 9 anni. Non sono ironie invece ma accuse molto pesanti quelle di uno dei leader di Forza Italia, Renato Brunetta, nonché deputato veneto degli Azzurri, Renato Brunetta, che oggi ha presentato il nuovo coordinatore regionale di Forza Italia dopo il lungo periodo del commissariamento, e nell'occasione attacchi al governo ma attacchi anche al fronte interno di Forza Italia, e nel mirino c'era anche l'assessore regionale Donazzan. Forza Italia del Veneto ha un nuovo coordinatore, il veronese Davide Bendinelli, che fu l'ultimo assessore di nomina galaniana. Avrà il compito di rilanciare un partito che in Parlamento è all'opposizione dura contro la Lega, come dice Renato Brunetta, al punto che ha detto di augurarsi la caduta dell'attuale governo, mentre a Venezia sostiene il presidente leghista. Nessuno sconto a nessuno, nessuno sconto a Zaia, nessuno sconto a chi, dicendosi di Forza Italia, denigra e insulta tutti i giorni Forza Italia, nessuno sconto a nessuno. Dopo aver occupato i banchi del governo, a Roma i forzisti sono pronti a farlo, metaforicamente, con quelli della giunta regionale. Giunta nella quale il partito di Berlusconi rischia di non essere più rappresentato. Nel partito, hanno detto all'unisono Brunetta e Bendinelli, non c'è infatti più posto per chi lo critica tutti i giorni. Il riferimento è all'assessora regionale Elena Donazzan. Non è iscritta. Per essere di Forza Italia, essere iscritti. La signora Donazzan non è iscritta a Forza Italia. Noi siamo alleati alla Lega, noi siamo alleati, momentaneamente non siamo presenti in giunta. Prendiamo atto di questo e naturalmente l'alleanza rimane e l'alleanza politica rimane, e sarà compito del nuovo coordinatore fare tutte le riflessioni del caso. Noi siamo sempre convinti che il centrodestra unito vinca e siamo convinti di questa cosa oggi più che mai, soprattutto in considerazione dei risultati pessimi che il governo targato Lega 5 Stelle sta ottenendo a livello nazionale. Due notizie in chiusura, la prima di carattere economico. Massimo Bettarello è stato riconfermato presidente di Conf Servizi Veneto, l'associazione delle Public Utilities, per il triennio 2018-2021. Vicepresidente è stato nominato Alessandro Malcarne. La decisione stamane all'assemblea dei soci tenutasi nella Basilica Palladiana a Vicenza. Sono 28 le società e i gruppi associati a Conf Servizi Veneto, una realtà da 131 aziende con 1132 comuni serviti dalla gestione dei rifiuti al trasporto, dalla fornitura di energia alla gestione di ZTL, parcheggi e manutenzione strade. Quindi i vertici rinnovati con la conferma di Bettarello oggi a Vicenza. E poi Verona che attende la giornata di domani, o meglio la mattinata di domani, per sapere se potrà ottenere la Donata Nazionale degli Alpini 2020. Domani infatti è prevista il Consiglio nazionale dell'ANA a Milano, domani mattina all'ordine del giorno c'è proprio la scelta, la votazione per la Donata 2020. Quella dell'anno prossimo sarà proprio a Milano, si pensa ovviamente già al 2020. In lizza ci sono Verona, Rimini e Torino, la città scaligera ovviamente attende di capire se potrà ottenere questo importante riconoscimento per il 2020, la decisione che arriverà proprio in tarda mattinata intorno alle 12, quindi potremo anche riuscire a darvela proprio in diretta nel corso del nostro telegiornale della prima edizione delle 12:30. Siamo
Davvero in chiusura, solo per ricordarvi 20 e 10, dove torneremo a parlare del maltempo, con aggiornamenti ovviamente dalla montagna, parleremo anche dell'area golenale del Piave, ancora devastata dalla piena del Piave, con Anna Sozza, sindaco di Macerata sul Piave, e con Antonio Dallanese, sindaco di Zenzon di Piave. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Asciutto sulle nostre regioni, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino nubi basse con locali foschie un po' su tutte le pianure e sulle vallate alpine, in rapido dissolvimento col passare delle ore. Dal pomeriggio maggiori schiarite soleggiate, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 11 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 13 e 16 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia anche sulla nostra regione. Il tempo sarà asciutto e stabile, tuttavia il cielo risulterà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, in particolare sui settori montuosi. Maggiori schiarite sulle pianure. Temperature minime tra 10 e 12 gradi. Massime comprese invece tra 14 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, nubi basse e locali foschie o nebbie sulle vallate del Trentino. Sarà un po' più soleggiato invece altrove. Dal pomeriggio più sole un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 9 e 12 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.